Allora, abbiamo cominciato con un brano della BFM intitolato Suonare Suonare, e penso che il tema della serata sia proprio questo. Voglio proprio di suonare per suonare, per il gusto di suonare. Adesso passiamo a un'altra canzone, una canzone inedita scritta da noi in sardo, si intitola Festas.
Facciamo un'altra canzone inedita, questa si intitola Capitano, la canzone che riprende un po' la leggenda, detto che prima di stare facendo la parola delle coste di Quarti, nasconde il tesoro sotto il lunare di Diana e trova una ragazza di uomo. Questa ragazza aveva il suo favorito, la sua favorita che viene chiamata Capitano. Quando il pirata morì, si va in guerra in mare, il capitano, dimostrato dalla sorte del suo uomo, l'aspettò sopra il molo fino a quando si costruisse e morì. La canzone si intitola Capitano e adesso la facciamo ascoltare.
non mi sentivo, quindi sono andato fuori. Perché c'è Angela Mancoato, sono portato le orecchie. Gli momenti un po' così. Sì, sì, Questa è una visione di presentazione. sì, sì, Ah, sì. Il cappello Deus fatta miseria, cosa avanzare un po' da sostanziare, cosa avanzare su un mondo a fanculo. Bravo, chiamando. Deus, vestita d'uomo.
adesso sentiamo un'altra traduzione di un altro brano molto famoso di un gruppo inglese altrettanto famoso. Abbiamo dei bambini. Sì, ma è sopra, via, no, ma avete chiesto voi di fare la traduzione. Vai.
I love you, I love you. Al basso, alla voce, ai cori, Fabio Restante. Da questa parte, la batteria, Stefano Asuni. Armonica, percussioni e cori, Luigi Asuni. Sono il figlio, Chitarra elettrica, Angelo Spiga. voce, chitarra, testi, musica, eccetera, eccetera, Massimo Lablai. Vi lasciamo per l'ultima canzone un inedito, si intitola Atlantide, e riprende un po' la teoria che la Sardegna fosse il paese dell'Atlantide. Noi abbiamo immaginato una sorta di cronaca minuto per minuto delle ultime ore, gli ultimi istanti prima del maremoto.
c'è il gran finale. Il gran finale, allora, pochi sanno che Paolo, nella sua lunga carriera di musicista, ha scritto anche alcune canzoni. Una di queste l'ha scritta addirittura in lingua sarda e ce l'ha regalata. Una canzone che adesso noi vorremmo cantare insieme a tutti quanti voi. Adesso distribuiremo i fogli